Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una live splash del vostro Marietto Veneziano, da come avete visto dal titolo, che riprende un po' una canzone del grande Vasco Rossi, Al diavolo non si vede, si regala. Riprende un po' anche questa cosa perché ci sono alcune mie amicizie che mi contattano perché sono un pochettino spaventate per quello che i mainstream di regime, i pifferi magici di regime, dopo averci imbonito per 2 anni che bisognava siringarsi e quindi, come ho già detto in altre pillole, fra poco ci sarà una guerra interna in ogni corpo di ogni persona perché questi sono farmaci sperimentali, la sperimentazione finirà nel 2023 e quindi sicuramente già lì è una guerra che poi dovremo superare. In più ci sono queste tasse nuove, questi balzelli che per molte famiglie sono peggio che una bomba atomica. Ci sono persone che l'anno scorso pagavano 800-900 euro di gas per 2 mesi e quest'anno si sono visti 2000-2200 euro di bolletta. Quindi capite anche voi che per una famiglia da reddito di 1200-1300 euro al mese, una botta del genere influisce grandemente, più c'è elettricità e più quant'altro, la svalutazione al 7%, insomma siamo in un periodo difficile da superare. In più questo draghetto che continua a, come si suol dire, mettere tasse sopra tasse, adesso vuol mettere una super tassa sopra la prima casa. Insomma, la situazione è veramente difficile. In più, eh, tanto per non farci mancare nulla in questo periodo, stiamo vedendo sui talk show delle televisioni nazionali i soliti mainstream, come si dice, menestrelli che stanno praticamente eh, non dico analizzando perché sarebbe un'esagerazione, ma stanno dicendo la loro secondo cosa bisognerebbe fare in Italia per affrontare questo pericolo russo. Allora, come il Marietto ci ha spiegato tanti anni fa, quando c'erano quelli del salto quantico, della luce colorata, degli extraterrestri in carrozza, del settimo piano, del quinto piano, delle paroline magiche, del Reiki, ti mando luci colorate. Beh, vi dicevo già che sarebbero arrivati questi periodi difficili, sarebbero arrivati quando avrebbero i servizi segreti, il Ministero dell'Interno avrebbe incominciato a chiudere i casinò o almeno non farà già di più. Infatti un casinò è stato chiuso in Italia e lì era già un segnale forte che i servizi segreti del Ministero dell'Interno stavano chiudendo le file perché sapevano che sarebbe arrivato questo periodo. Infatti si vede andare a questi talk show tutti i vari generali che improvvisamente non sapevano che la Russia avrebbe attaccato l'Ucraina. Cioè, ma lo spiegava il Marietto 10-12 anni fa, a squarciagola, quando tutti mi prendevano del tipico che gridavo nel deserto, e volete che non lo sapessero i nostri generali che hanno delle strumentazioni sofisticate, hanno dei veggenti e hanno nei stessi ranghi del Ministero dell'Interno dei bravissimi maghi. Volete che non lo sapessero loro? Certo che lo sapevano. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire solamente che i mainstream di regime intervistano tutti per lavarsi le mani, sperando che gli ucraini facciano il lavoro sporco per noi. Però, vedete, come diceva Vasco Rossi, al diavolo non si vende niente, bisogna pagare. Quindi per questi che pensano di aver schivato l'olivo o la valanga che sta arrivando, dico che non ci sarà nessuno schivamento, ce la prenderemo bella, piena, e chi si sarà attrezzato, perché come sempre spiegato nelle varie pillole, chi comanda l'eterico comanda il mondo, e chi si sarà attrezzato con i sigilli, il ciondolo e le strutture adeguate a livello eterico, molto probabilmente, certamente la valanga arriverà, ma loro sicuramente la vedranno passare, sarà come vedere qualcosa in TV, come stiamo vedendo l'Ucraina. Quindi non pensate a quei mena
porta fortuna o meno speranza, che girano sui vari social, e l'universo oggi ti darà qualcosa di buono. Signori, con un governo come abbiamo, con un governo dei migliori, vi possono arrivare solamente tasse e cioccolata dalla Russia. Quindi lasciate stare queste egregori che stanno costruendo questi neweggiani, lasciate stare chi vi manda energia, lasciate stare chi vi mette dentro quei pezzi di ferro rotolati che vi bruciano l'eterico, cercate di fare le cose in modo con la testa, perché come ha sempre detto Marietto, pasti gratis al mondo non ce ne sono, bisogna sempre pagare tutto e al diavolo non si vende niente. Quindi, cari miei, attenzione, attenzione e attenzione. Quindi, se volete armarvi di buona lena, sigillo Marte 6, il ciondolotto che propone il Marietto da tanti anni con il De Garda, ascoltate le pillole e lasciate stare la luce colorata, gli angioletti, Michelangelo, le canalizzazioni, lasciate stare tutte queste cose perché poi alla fine vi aggregate a delle egregori che vi succhieranno le energie. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.